Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Si è svolta oggi a Montagnana la 30ª edizione del Carnevale dei Ragazzi. Questa edizione passerà alla storia sicuramente per essere stata un'edizione un po' bagnata. E tuttavia ben 15 carri hanno percorso le strade della nostra città e i bambini che c'erano sopra hanno riempito di coriandoli tutti quanti le persone che passavano. Nonostante la giornata i bambini si sono divertiti, vero? Certo, poi con la mia compagnia tutto andrà bene. Da dove sei venuta? Quanto tempo impiega l'organizzazione di una manifestazione come questa? Circa 3 mesi, perché iniziamo verso la fine di dicembre e fino al giorno del carnevale, della data del carnevale. Gli uomini, i ragazzi, le mamme lavorano tutti i giorni per preparare sia i costumi, i carri. Io che mi occupo di tutta l'organizzazione, sia per le domande, per gli sponsor, per la pubblicità, e quindi si impiega un sacco di tempo per una manifestazione che purtroppo dura solo mezza giornata. Il nostro carnevale è proprio dedicato ai bambini. Ogni scuola in varie maniere partecipa, ci sono tutti i genitori che collaborano alla realizzazione del carro e il compito degli insegnanti è quello di stimolare i rappresentanti di classe e i genitori a collaborare. Sono i bambini con i loro costumi che fanno il nostro carnevale. È da 30 anni che c'è questa manifestazione, ormai ci saranno anche degli ex bambini, degli ex alunni che sono diventati dei genitori. Certamente, ex bambini, ex alunni che sono diventati protagonisti ancora di più, perché prima erano loro protagonisti che salivano sui carri, adesso costruiscono i carri per i loro bambini. Per noi Montagnana è un incontro annuale dove non possiamo mancare sicuramente per l'ospitalità della gente qui del posto. Siamo venuti senza il carro perché pioveva, ma abbiamo bisogno di questi momenti perché le famiglie devono ritrovarsi. Siamo qui con tutti i nostri bambini, i grandi, i piccoli, per sfilare per voi. Abbiamo portato un pezzo di storia dalla Scozia, con i Celti, scozzesi, e questo è un momento importante perché il carnevale ci si diverte tutti insieme, con le famiglie. Grazie, ciao Montagnana! Ciao Montagnana! Ciao! Anche quest'anno termina quindi questa manifestazione un po' umido, ma ci siamo divertiti tutti quanti lo stesso. Grazie a tutti. Ciao!